Continuiamo la nostra visita Macfrut, che ha avuto come focus la tutela dell'ambiente e le strategie future che dovranno adottare le imprese per allinearsi con le direttive europee. Tra le piante con una buona capacità di assorbimento della CO2 c'è il nocciolo, argomento al centro di un incontro promosso da Terre Emerse. Anche questo convegno, che si occupa di un argomento sempre più attuale, entra nella politica e nella strategia della vostra azienda. Assolutamente sì, l'obiettivo nostro è quello di valorizzare il prodotto nocciolo, la pianta del nocciolo, inquadrandola in un contesto ben più ampio dal semplice contesto agronomico. Oggi noi sappiamo quanto sia importante dal punto di vista del mercato il prodotto nocciolo e quanto sia richiesto, quanto sia importante dal punto di vista ambientale il prodotto nocciolo, perché effettivamente è una produzione a basso impatto ambientale, e quanto il prodotto nocciolo, la pianta del nocciolo, possa andare a incamerare carbonio, ed è esattamente quello che noi vogliamo cercare di valorizzare, perché l'agricoltore di domani, ma già l'agricoltore di oggi, ha un ruolo a 360 gradi che effettivamente mostra un'impronta sull'ambiente, ma dall'altra parte che naturalmente mostra un elemento di positività nei confronti dell'ambiente, e in questo il nocciolo può giocare un ruolo importante. Direttore, si è parlato di crediti di carbonio, di nocciolo in particolare, quindi la capacità di assorbimento, però la vostra azienda è un'azienda a tutto campo che riguarda il settore orticolo, frutticolo e non solo. Certo, noi oggi siamo a Macfrut rappresentiamo il nostro settore ortofrutticolo. Terre Emerse in realtà è anche altro. Il settore ortofrutta è una parte è uno dei nostri settori di attività. Abbiamo il settore agroforniture, quindi la vendita dei mezzi tecnici, abbiamo il settore cereali, quindi ritiro e stoccaggio e commercializzazione di tutte le varietà di prodotti cerealicoli. Abbiamo il settore ortofrutticolo e una sezione OP, quindi organizzazione produttori, e poi abbiamo anche un settore carni. Oggi il convegno verteva sul nocciolo e sui crediti di carbonio. Sul nocciolo è qualche anno che cerchiamo di procedere appunto alla diffusione da un punto di vista imprenditoriale sui nostri territori di questa coltura, che noi riteniamo molto interessante, sebbene chiaramente è un investimento di medio-lungo periodo per gli agricoltori. Sui crediti di carbonio sono associabili sicuramente al nocciolo, in quanto parliamo di colture arboree. È un processo, quello della valorizzazione dei crediti in agricoltura, ancora abbiamo compreso oggi, abbastanza lungo, però è un percorso inevitabile, quindi noi come Terre Emerse chiaramente ci siamo. Il nostro scopo è quello di creare valore e utilità per i nostri soci, quindi assolutamente i crediti di carbonio è un tema molto interessante anche da un punto di vista, come dire, ha un valore anche etico e di corretta immagine dell'attività agricola, che spesso è strumentalizzata e anche demonizzata sotto gli aspetti dell'impatto ambientale e degli aspetti salutistici. L'ortofrutta fa i conti con il maltempo che ha imperversato in Emilia-Romagna e ha interessato molti areali produttivi, a partire dal distretto del pomodoro. Macfrut, come non parlare di pomodoro, una filiera importante per l'Emilia-Romagna, per il distretto del pomodoro. Siamo in una fase in cui sono iniziati da un po' i trapianti. Come sta andando questo comparto alla luce anche degli eventi meteorologici che ci sono stati in questi ultimi giorni? I trapianti si stanno svolgendo in modo regolare secondo pianificazione. Abbiamo cominciato con i più temerari proprio gli ultimi giorni di marzo, abbiamo subito le 2 o 3 brinate del 4 e del 5 di aprile, fortunatamente senza grossi danni, e siamo in linea perfettamente con il pianificato. Siamo a fine 17ª settimana, dobbiamo arrivare alla 22ª, quindi direi che per adesso tutto procede al meglio. Ecco, le piogge che tanto hanno fatto devastazione in Romagna, invece nell'area di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, dove comunque c'è tanto pomodoro, questo ha influito sui trapianti o ha danneggiato le coltivazioni?
Intanto un grosso dispiacere per le calamità che hanno subito la Romagna da Imola in giù, perché colture frutticole e orticole in sviluppo con quegli allagamenti è veramente una cosa pesante. Per noi invece è stata provvidenziale, perché abbiamo avuto questi 2 giorni di pioggia in modo molto regolare che ha rinfrancato le piantine già messe a dimora e sicuramente ha creato le condizioni anche per i futuri trapianti di più tranquillità per quanto riguarda la crisi idrica. È chiaro che non ha risolto il problema della crisi idrica questa precipitazione. Quindi è possibile, ipotizzabile che specialmente nei mesi più caldi si debba ricorrere all'irrigazione? Certo, anche perché è piovuto a valle e quindi gli invasi non hanno potuto catturare ulteriormente acqua, vedi le dighe, per cui la maggior parte dell'acqua scende al mare, non siamo riusciti a trattenerla. Quindi dovremo comunque affrontare una campagna mantenendo un'attenzione importante a questo tipo di problematica. Poi quello che sarà la stagionalità e la frequenza delle piogge non lo sappiamo. Non mancano le collaborazioni tra cooperative del settore, come quella intrapresa tra Apofruit e Coltor. Il settore ortofrutticolo emiliano-romagnolo ha bisogno di una filiera forte, efficace. Voi avete rafforzato la vostra filiera, il vostro gruppo, con una collaborazione con una cooperativa che era comunque già vostra, diciamo, partner in altre occasioni. Certo, noi come azienda storicamente veniamo da quelle che sono collaborazioni, integrazioni, strutture che hanno sempre partecipato all'interno del gruppo. Coltor è una cooperativa che è all'interno del gruppo già da diversi anni, oltre 15 anni di collaborazione attraverso Mediterraneo Group, che è la società commerciale del gruppo per il prodotto convenzionale, diciamo così, per il prodotto dei partner di altri territori, e questo non si fa altro che portare avanti e entrare direttamente nella gestione operativa di una struttura che è già di per sé autonoma, di per sé presente sul territorio dell'Abruzzo, e in questo caso siamo entrati, diciamo, nella gestione diretta del rapporto con i produttori, dell'organizzazione del lavoro, proprio perché purtroppo, venendo a mancare una figura storica, la figura storica del direttore e del presidente, ci è sembrato opportuno non perdere l'opportunità di un nuovo territorio, di un territorio interessante dove le produzioni sono assolutamente importanti per il nostro gruppo. Per il comparto pataticolo viene registrato un lieve calo di investimenti in superficie, resta invece stabile la produzione di tuberi a marchio. Il bolognese è un areale importante per la produzione della patata e delle patate. Quest'anno come superfici c'è stato un investimento importante oppure assistiamo a delle flessioni? Quest'anno è un anno che assistiamo a un po' di flessione, dovuta anche comunque all'aumento dei costi energetici, dei fertilizzanti eccetera, e poi comunque è una coltura con un alto impatto economico ad ettaro, e quindi c'è stata una contrazione per questo effetto. Nell'Emilia Romagna effettivamente si è verificato un calo che può andare da un 15 a un 20%. Riguardo invece a selenella, che non vuol dire solo patata ma vuol dire anche carota, vuol dire cipolle, quindi un prodotto a marchio, in questo campo invece le superfici hanno tenuto? Sì, per quello che ci riguarda le superfici hanno tenuto, riusciamo a coprire quelle che sono un po' la programmazione, anzi incrementiamo leggermente per coprire quelli che sono i programmi commerciali che sono previsti per il 2023 e 2024. E questo ovviamente ci dà comunque fiducia per quello che è la prossima annata. Stiamo parlando di quanti produttori coinvolti nel progetto, lo chiamo così, Selenella? Sono circa 300 aziende agricole dislocate un po' in tutto il territorio italiano. Quindi queste più o meno in termini di superfici? Siamo circa 1500 ettari, mal contati sono circa 1500 ettari. Com'è l'approccio del consumatore verso questo prodotto col selenio? Siamo molto soddisfatti, il consumatore riconosce in Selenella comunque un prodotto garantito, un prodotto di filiera italiana, un prodotto che ha caratteristiche al di là del nutraceutico, è un prodotto che anche per standard qualitativi viene riconosciuto proprio per la sua costanza e la sua garanzia.